Voi mi avete detto che vi siete finto mondezzaio per venire sempre dentro il palazzo mio, per avere mie notizie, è giusto? È naturale. Allora non mi potevo far conoscere, hai capito? E sta bene. Poi successe il fatto dell'incidente dell'automobile. Io vi presi in casa e voi ci veniste con piacere. E mi pare. Mi faceva piacere di stare da vicino, ti potevo sorvegliare meglio. E va bene. Poi mi avete detto che mia madre era una grande signora. Grandissima signora, è ricchissima, sono aspro. E va bene. E che era maritata ad un uomo pure ricco, ma vecchio. Bravo, bravo. Vecchio assai, bravo, era molto vecchio. Voi stavate in casa come cameriere e la signora si innamorò di voi. Capirai, giovanotte, 24-25 anni, elegante, capisci, simpatica. E allora... Aveste una relazione e dopo un anno nacqui io. Bravo. E poi? E poi che? Poi sei nato e poi hai cominciato a crescere. E dopo, tu dici dopo che succede? E dopo, marito, tremendo il marito, vecchio ma tremendo, appurai il fatto della tresca, diciamo, e me ne caccieta. E a mamma? A mamma da sparaia. Sparai a mamma. A sparaia, a portare nei pollerini, povera femmina, e dopo 8 giorni moretta. Oh, povera disgraziata! E poi? Poi faceva il tuo funerale, quando uno muore. Che faceva? Poi dice, quando stava ai pollerino. Io ho trovato tutti i giorni, le portava aranciate per spremere, insomma, sfogliatelle, pizza, cose, insomma, la volevo sostentare, ma morette. E l'ultimo momento proprio furono per te. Dice, io sto morendo, ti raccomando a Felicilla, trattala bene, crescila bene. Poi certo, questa è una carta, vai dal mio notaio, il quale dirà tutto quello che serve, tutti i denari che servono per la sua educazione. Dunque, e io poi mi pigliai i soldi dal notaio e ti portai alla balia. Prima di tutto per farti dare il latte, io non ne tenevo latte, se no te lo davi, ma latte paterno non ce n'è. Dunque, poi che succede? Tu crescevi a 8 anni, come lei desiderava tua madre, e ti mettete in collegio e là sei stata fino a 5 anni fa.